Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Furia subito se stimata, innescato rimpinguato di lavato, del mondo mille, quindi amabile, totunda, horizon, minus. Mi intendo delineare, tumbare, dillare, mi intendo che una rondine orare, esatta terra carignare, un sasun da desumare. Ascolta i miei sospiri e da lor loco, indica tua pietà del duro sempio, vedi quel mar che mi consuma Ha rappresentato uno degli appuntamenti musicali prestigiosi non solo per la nostra città ma per tutta l'Italia, perché è il concorso corale nazionale più longevo che oggi c'è in Italia, 53 edizioni, un concorso che è nato su iniziativa brillante di un grandissimo musicista vittoriese qual era il maestro Efrem Casagrande, e che ogni anno porta i migliori cori in varie sezioni di varie specialità sulla scena, qui sul nostro palco al Teatro da Ponte qui a Vittorio Veneto. Non per nulla Vittorio Veneto è città d'arte della musica. L'ufficio cultura all'interno del comune lavora praticamente un anno intero, ovviamente assieme ad altre mansioni e con la collaborazione della commissione artistica che ogni anno seleziona i migliori cori che fanno domanda per venire a cantare qui, e poi il tutto avviene in collaborazione con l'Ipsar Beltrame e con la sezione e il coro Anna di Vittorio Veneto, che aiutano a gestire questo importante evento musicale. Diciamo che visto che quest'anno abbiamo il numero di cori iscritti maggiore rispetto a tutte le altre edizioni, diciamo che le aspettative sono pari a quelle che sono le adesioni, per cui sicuramente molto alte. È un appuntamento che ci ha resi il punto di riferimento della coralità nazionale. Il concorso corale è cresciuto negli anni, riuscendo a raggiungere dei risultati straordinari e dimostrando la sua grandissima vitalità a livello culturale. L'idea di continuare in questo concorso corale proponendo sempre delle novità fa parte del nostro programma, della nostra volontà come amministrazione. Certo, nel momento in cui si finisce già si pensa a mettere in cantiere il prossimo. E questo concorso corale quest'anno in particolar modo ha portato all'interno di questo teatro il sole, i colori, la luce, che purtroppo al di fuori con queste giornate manca completamente. Quindi grazie a tutti quanti i cori e a tutti coloro che hanno portato la vitalità oggi qui a Vittorio Veneto. È stato un lavoro molto lungo. Io ho un coro che è un po' in continua evoluzione, abbiamo avuto diversi ragazzi giovani, 3 di loro hanno praticamente debuttato al concorso e siamo molto contenti perché abbiamo lavorato tanto, ne facciamo un lavoro anche proprio quasi individuale sui ragazzi per dare loro gli strumenti necessari per godere di questa meraviglia che è il canto corale. Il suono della voce umana, intonato insieme ad altri, è un po' un simbolo di come dovrebbe essere un po' la nostra vita
ognuno mette quello che di meglio ha, ma insieme suona tutto più bello. L'emozione che proviamo quando cantiamo è la cosa che ci fa andare avanti ed è una cosa che naturalmente abbiamo condiviso con tutti i coristi che incontriamo in queste situazioni, quindi vince sempre il concorso, vincono sempre i coristi, mai un coro in particolare. Ricordo che i cori non sono mai in competizione fra di loro, tu sei in competizione con te stesso per vedere una verifica del livello che hai raggiunto in condizioni sicuramente di stress e quindi non perdere la tua identità, cantare come sai fare, con la tua anima, con la tua voce, quello è il vero premio che ti porti a casa se ci sei riuscito. Ma è stato un livello direi veramente elevato. Abbiamo avuto un coro che ha vinto diverse categorie, il Gran Premio finale Frank Casagrande, è un coro straordinario sia per le qualità vocali, tecniche ma anche interpretative. Ma ci sono stati anche degli altri cori che ci hanno colpito particolarmente e quindi diciamo che siamo veramente soddisfatti come giuria di questo 53esimo concorso, perché dimostra come a livello nazionale, perché avevamo una rappresentanza di ben 11 regioni, ci sia molto fermento corale. Ma credo che sia un messaggio oltre che di pace, proprio di unitarietà, è un messaggio che ci indica la strada giusta, cioè l'Italia è unita in questi momenti, tantissimo, non ci sono confini e i muri vengono abbattuti. Fa bene, cantare fa bene a tutti. I cori che abbiamo ascoltato ieri e oggi non sono cori di professionisti, ma cantano da professionisti, eppure chi li frequenta lavora, studia, si impegna, fa qualcos'altro nella quotidianità, ma il canto aggiunge quel valore che ci rende la vita più bella, più interessante e quindi ha anche una funzione terapeutica secondo me. Ecco. È stata un'edizione veramente entusiasmante sia per la quantità, per la partecipazione che per la qualità dei cori che hanno partecipato. Abbiamo sentito proposte molto diverse, molto interessanti, addirittura prime esecuzioni assolute. È stato veramente anche a detta di tutti, del pubblico, dei colleghi che sono venuti, molto interessante, molto belle. Questo ci dà soddisfazione e forza stiamo già pensando alla prossima edizione del 2020. È un lavoro che comincia, diciamo, già domani perché si comincia a fare il punto sulla situazione, sull'edizione passata, bisogna registrare dettagli del regolamento da perfezionare, riprendere i rapporti con i cori, passare la promozione in tutta Italia, cercare di arrivare anche in quelle regioni che magari sono più distanti e non stentano a partecipare. Però questa politica, questo impegno in questi anni ha dato i suoi risultati perché abbiamo visto che avevamo 10-11 regioni rappresentate quest'anno al concorso, quindi contiamo, il mio sogno sarebbe di vedere il palio delle regioni italiane, sarebbe un bellissimo punto di arrivo.